Rimpasto nella giunta di Castellino al comune di Palma di Montechiaro e Angelo Cottitto, il nuovo assessore all'ambiente, alla mobilità e ai trasporti, ingegnere quarantenne che prende il posto di Saccomando. Cottitto è l'unico con esperienza politico-istituzionale alle spalle, essendo stato consigliere comunale dal 2005 al 2010 e vice sindaco dal 2010 al 2013 nella giunta guidata da Rosario Bonfanti. Il neo assessore, dicevamo, che prende il posto del dimissionario Giuseppe Saccomando, la cui eredita anche le delega, fatta eccezione con lo sport, che è andata ad Angelo Rinollo. Sentiamo il sindaco che ha convocato una conferenza stampa in merito. Nuovo rimpasto, nuova giunta, come mai sindaco? Cosa è cambiato? Nuove condizioni politiche, nuovi accordi politici? Ecco, ci anticipi un po' la situazione politica a Palma di Montechiaro. No, tutto nella massima serenità, nella massima tranquillità. L'assessore uscente, l'ingegnere Saccomando, dopo quasi un annetto di esperienza e credo anche quasi stremato dal primo anno di avvio, perché aveva 6 settori quali la manutenzione, l'ambiente, settori come lei sa benissimo molto pesanti e molto importanti, per i quali lui si è impegnato anima e corpo, raggiungendo un notevole traguardo che è il piano di intervento approvato in Consiglio Comunale il 18 giugno, che ci ha consentito di liberarci dall'appaltone e di avere finalmente l'AUS a Palma di Montechiaro. Siamo ormai in attesa a momenti del decreto della regione siciliana per poi poter procedere alla nascita di Palma Ambiente. Quindi anzi colgo l'occasione per ringraziare Giuseppe Saccomando del lavoro meraviglioso che ha fatto per la Giunta, per me e, cosa più importante, per la comunità di Palma. Oggi, dopo circa 20 giorni dalle dimissioni dell'assessore Saccomando, siamo qui a completare la giunta, un fatto normale, un fatto quasi tecnico ma anche politico, come bene dicevi tu. L'assessore Saccomando, per quanto gli assessori sono scelti dal sindaco per come dice la legge, sono comunque espressione della maggioranza consiliare che mi ha consentito di essere eletto e che tuttora mi consente di andare in consiglio in maniera serena e sostenere la nostra azione amministrativa. È una maggioranza che io ringrazio in toto, da Nuova Palma, Bene Comune, riprendiamoci il futuro. Saccomando era espressione di Nuova Palma e Nuova Palma, dopo un'attenta analisi, un attento confronto tra me e prima il partito e poi nello specifico il consigliere Domenico Scicolone, il consigliere anziano anche se è il più giovane dell'assise comunale, dopo una serie di incontri e di confronti per cercare la figura migliore che potesse andare a ricoprire questo importante fardello, perché comunque parliamo delle stesse deleghe dell'assessore Saccomando, la scelta è caduta sull'ingegnere Angelo Cottitto, persona da sempre vicina alla coalizione che mi sostiene, mio amico d'infanzia, e quindi per questo persona che ha ricoperto dal 2005 al 2010 la carica di consigliere comunale e dal 2010 al 2013 la carica di vice sindaco, quindi un professionista, un uomo da sempre impegnato in politica e pertanto sono convinto che è la migliore scelta che si potesse fare e colgo l'occasione per ringraziare tutta Nuova Palma e in particolare il consigliere Domenico Scicolone per l'acume, per la bontà, per l'amore che ha dimostrato nei confronti della comunità e per il sostegno che non lesina mai a questa mia giunta, a questo mio esecutivo. Sono convinto che l'ingegnere Angelo Cottitto farà un lavoro egregio, anche perché sia il sottoscritto sia tutta la giunta siamo sempre sostenuti e coadiuvati in maniera importante da tutti e 10 consiglieri comunali. Ecco, tra gli incarichi del nuovo assessore sicuramente la partenza della differenziata, un traguardo importante anche per Palma di Montechiaro. Tra i primi compiti che dovrà affrontare l'ingegnere Cottitto sicuramente abbiamo da un lato la predisposizione dell'ultimazione dello statuto di Palma Ambiente, società in house, e il monitoraggio sicuramente della già differenziata partita per gli edifici pubblici e le pubbliche attività, ma cosa più importante il lancio per le utenze domestiche. È un percorso arduo, un percorso particolare, però siamo convinti che raggiungeremo quello che abbiamo sempre sognato, finalmente anche Palma di Montechiaro, anche se in notevole ritardo, ma sicuramente non per colpa di questo esecutivo, perché abbiamo fatto tutto in tempi record, avrà un servizio di rifiuti degno di questo nome e Angelo Cottitto, l'ingegnere Cottitto, sarà sicuramente la persona
capace ed idonea per monitorare e seguire questo importante cambiamento quasi storico per la mia comunità. L'emergenza di qualche mese fa è scomparsa o ancora persiste in certe zone di Palma? Diciamo che siamo ormai in una situazione quasi normalizzata, al di là delle eccezioni che possono essere il guasto di un compattatore che magari ti fa rimanere indietro una zona ma viene recuperata nelle successive 24 ore. La situazione è normalizzata dal punto di vista della raccolta. È chiaro che qualcosa in più andrebbe fatto, per esempio, e questo è uno degli obiettivi che già l'assessore Cottitto conosce, per il decoro urbano. Immagino, abbiamo fatto anche lì dei passi notevoli, però la città che io immagino ancora non è quella che io sto vivendo, cioè, immagino una città in cui non bisogna rincorrere l'erba che possa più o meno invadere le strade oppure che nelle zone dove ci sono i cassonetti, anche se ormai rimarranno per poco perché la differenziata non prevede che chiaramente i cassonetti in centro abitato, però che vengano puliti, che vengano sistemate meglio. Veniamo da una situazione veramente terribile di abbandono quasi. Lasciamo perdere il tempo nel quale è stata abbandonata, però sicuramente qualcosa ancora in più dobbiamo realizzare. E colgo l'occasione per ringraziare l'assessore ai servizi sociali, l'assessore Rinollo, per quanto riguarda l'aspetto delle cooperative, perché ha coinvolto insieme all'ex assessore Giuseppe Todaro una cooperativa di ragazzi stranieri e che stanno facendo a titolo totalmente gratuito un lavoro egregio per le nostre comunità. Per la nostra comunità. Vi posso dire, stiamo in questo momento pulendo una villetta vicino al campetto Danilo Dolci, che credo che non si ricordino interventi a memoria d'uomo di pulizia, a parte il giorno in cui è stata costruita. Abbiamo finito di pulire alcune altre villette, oggi abbiamo pulito il monumento dei caduti da parte degli operatori, diciamo, SRR ex Dedalo. Si cerca di dare nel più breve tempo possibile, però compatibilmente con delle risorse di bilancio esigue, con un personale che ormai va a scemare, perché lì sarà poi compito nostro poter riaprire i cordoni della borsa per avere nuove assunzioni, quindi con quel poco che abbiamo vogliamo realmente riuscire a fare tanto. Quindi oggi ci sarà un incontro al Latidrico per decidere il nuovo presidente dopo, diciamo, le dimissioni per fine mandato di Lotà. Ecco, l'indirizzo vostro quale potrebbe essere? A noi come Comune di Palma di Montechiaro interessa semplicemente una cosa: noi gestiamo le reti in maniera autonoma e siamo convinti che questa sia la linea da mantenere. Abbiamo scritto una volta insediati una nota ai sensi di una normativa regionale che ci consentirebbe di essere riconosciuti come gestore e speriamo che l'ATI a breve su questo si determini. Noi non abbiamo nulla contro l'iniziativa privata, perché da uomini di una chiara area politica il privato non viene sicuramente visto come uno spauracchio, ma siamo però convinti che il vero pubblico, il pubblico efficiente, rappresenti una via maestra. Se qualcuno mi facesse notare però hai una sentenza della Corte Costituzionale che ti dice A, B e C, cosa che conosciamo e per non tediare i tuoi telespettatori evito di ripetere, io rispondo in maniera molto chiara: conosciamo quella sentenza, il gestore deve essere uno ed uno solo per ambito, però è anche vero che se non abbiamo consegnato mai negli anni non potremmo sicuramente farlo ora di fronte a un gestore che è stato diffidato all'unanimità dall'Assemblea dell'ATI. Con la situazione amministrativa finanziaria e il bilancio, che novità abbiamo? Il bilancio siamo addirittura d'arrivo, è un bilancio diverso perché finalmente, per questo anche un po' di ritardo, è un bilancio che finalmente guarda da un lato a conservare in maniera corretta la salute economica dell'ente, ma dall'altro lato va a tutelare gli interessi dei più deboli, gli interessi dei bambini. È un bilancio che guarda al futuro, un bilancio diverso e che a giorni sarà prodotto in giunta per poi trasmetterlo in consiglio per quanto riguarda la parte di competenza della massima assise cittadina. Con l'occasione che parliamo di bilancio, per la prima volta a Palma di Montechiaro, dopo circa 30 anni, il bilancio conterrà una voce diversa, ed è la voce del canone sine titolo. Che cos'è il canone sine titolo? Il canone sine titolo rappresenta quel diritto di abitazione, quella spesa di locazione che devono pagare
chi occupa abusivamente un immobile che ormai appartiene al patrimonio indisponibile dell'ente. Tu sai benissimo le vicende che mi riguardano, ma io sono sempre convinto, lo ero prima che diventassi sindaco, lo sono ora dopo un anno, che la legalità è un valore maestro e che viene prima di tutto. La legalità va sempre a braccetto però con equità e giustizia. E siccome al di là delle posizioni che si possono più o meno avere sul fenomeno, i dati assoluti sono certi. Questa amministrazione ha fatto in un anno molto di più e non esistono i termini di paragone di quello fatto in 30 anni. Nessuno a Palma di Montechiaro aveva avuto mai il coraggio di chiedere il canone sine titolo, noi lo stiamo facendo. Nessuno a Palma di Montechiaro aveva avuto mai il coraggio di mettere tra le priorità delle demolizioni gli immobili dei mafiosi. Questa amministrazione, questo sindaco, questa maggioranza, questa giunta lo ha fatto. E lo ha fatto il 7 di agosto, data nella quale si è esaurito il mio compito rispetto a questo importantissimo fenomeno. Quelle entrate serviranno a dare linfa a un bilancio che ne aveva veramente di bisogno e sicuramente serviranno a far capire che la legalità e la legge vanno sempre e comunque rispettati. Ultima domanda, ecco, siamo in piena estate, so che state organizzando tante iniziative per in particolare Torre Caffè e Marina di Palma, ecco, se ci anticipa qualcosa, sentivo parlare di uno street food, insomma quali sono le iniziative per cui Palma diventa con la sua spiaggia fattore attrattivo per i turisti? Noi abbiamo l'orgoglio di avere 17 km di costa che un giorno, spero non troppo lontano, diventerà veramente il volano dell'economia di questo paese. Però prima dobbiamo ridare decoro alla nostra comunità. Nel mese di agosto, dal fine luglio e tutto il mese di agosto, per poi chiudere in bellezza e poi lì ti vorrò qui presente per illustrarti il programma della festa di settembre che l'assessore Rinollo già ha quasi esaurito, è già quasi pronto, e anche questo è un piccolo record di Palma di Montechiaro. E servirà a far conoscere la mia comunità. Quest'anno, grazie all'associazione Giotta da Mare, guidata dal professore Gero Losardo, abbiamo concordato una serie di iniziative per le quali io ringrazio il comitato, perché noi metteremo il palco e qualche altro servizio, ma veramente lì viene tutto fuori da un amore sconfinato per la propria comunità. Marina di Palma è una realtà diversa, è un turismo più di massa, è un turismo diverso e anche lì avremo un programma variegato e partiremo sicuramente, o quantomeno uno degli eventi clou sarà il Memorial Lillinguanta, che dopo un esilio forzato ritorna a Palma di Montechiaro, o meglio è ritornato l'anno scorso col mio insediamento e rimane a Palma di Montechiaro perché qui è nato e qui deve rimanere. E in quel contesto avremo lo street food organizzato dall'associazione Io Resto, un'associazione composta da giovani volenterosi che mira a far conoscere la nostra realtà. Poi avremo momenti di ballo, momenti di svago, al fine di far conoscere la nostra comunità e consentire ai miei concittadini giovanissimi di divertirsi a Palma di Montechiaro probabilmente, senza affrontare lunghe strade, lunghi percorsi che, come abbiamo purtroppo visto ed è tristemente noto negli ultimi giorni, poi possono causare delle perdite gravissime di vite umane. Quindi anche lì l'ordinanza rimane quella dell'anno scorso, un'ordinanza che consente da un lato di rispettare i residenti, dall'altro lato consentirà ai locali notturni di fare il giusto, quello che è giusto fare nel rispetto della normativa, ma consentendo ai giovani di divertirsi. Colgo l'occasione per ricordare una persona che non c'è più. Oggi è un anno che Palma di Montechiaro ha perso Michele Sanfilippo, giovane sportivo, amante della movida, quindi lo ricordo veramente con affetto. Quello fu un momento triste, molto triste per la comunità. Io ero stato eletto, mi ero insediato da 17 giorni, quindi fresco fresco, nella piena euforia del momento. Quando abbiamo ricevuto quella telefonata e ci siamo recati alla Capitaneria di Porto tutta la notte, le ricerche e quant'altro, sono dei momenti che non dimenticheremo sicuramente mai e oggi la Giunta e i consiglieri saremo presenti nella messa dell'anniversario. L'amico, anche se oggi non c'è più, Michele Sanfilippo, verrà ricordato. All'epoca ci fu il lutto cittadino e anche oggi la comunità si stringerà intorno alla famiglia.
anche se una nota un pochettino più triste, però sono convinto che chi lascia una traccia della propria esistenza va comunque ricordato e sempre va ricordato. Conosciamo il nuovo assessore Angelo Cottitto, di grande esperienza politica, si ritorna appunto attivamente e fattivamente all'amministrazione del comune di Palma di Montechiaro. Sì, oggi prenderò servizio, io sono stato consigliere comunale, come ha detto il sindaco, dal 2005 al 2010 e poi vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, manutenzione, ambiente e territorio dal 2010 al 2013. Vero che oggi ci sono condizioni diverse, però metteremo il nostro massimo impegno per essere all'altezza della situazione e fare il meglio possibile. Colgo l'occasione anche per ringraziare il consigliere Scicolone di avermi individuato fra gli uomini, quelli più adatti a ricoprire questo ruolo. Quindi spero di non deluderli e metterò tutto me stesso, massimo impegno per lenire il più possibile i problemi che attanagliano questo Paese. Ecco, lei avrà un incarico importante, quello di far partire la differenziata. Palma ancora sotto questo punto di vista rispetto ad altri comuni della Sicilia è indietro. Ecco, in questo senso, grazie anche alla sua esperienza, quale sistema adotterà per cercare anche di convincere i cittadini a fare la differenziata? Allora, come ha detto il sindaco poco fa, già la differenziata è partita partendo dagli esercizi pubblici, però l'importante è dare l'input anche a far partecipare tutta la cittadinanza. Noi ci impegneremo ad educarli, quindi anche incentivarli a risparmiare nelle bollette che gli arriveranno a casa e penso che i palmesi sono cittadini volenterosi, intelligenti e faranno il proprio dovere. Domenico Scicolone, consigliere comunale, lei ha individuato nell'assessore chi può interpretare anche il suo pensiero politico, il suo braccio politico. Fattivamente sarà anche un impegno importante per il neoassessore. Dopo l'uscita dell'assessore Saccomando ci siamo confrontati con il sindaco e il sindaco l'unica richiesta che ci ha fatto è di un ingegnere, un tecnico, una figura che potesse sostituire praticamente la figura dell'assessore Saccomando, che in questo anno si è speso tantissimo per la comunità. Come ha detto appunto il sindaco, ha portato avanti il nuovo piano di intervento e ci ha lasciato pronto, diciamo, con la delibera, pronto ad andare a votare. Di questo ringraziamo per tutto il lavoro l'assessore Saccomando. Oltre che un amico, diciamo, si è impegnato tantissimo per la città e lo ringrazio sia a nome mio che a nome di tutto il gruppo Nuova Palma per il lavoro svolto. E oggi voglio fare un augurio al nuovo assessore Angelo Cottitto, persona secondo me dalla grande capacità e con una buona esperienza politica, visto che è stato sia consigliere comunale che vice sindaco nell'amministrazione Bombanti. Un augurio di buon lavoro e grazie Angelo per l'impegno. Presidente, questo vuol dire, diciamo, importante anche per la tenuta della coalizione politica, per una buona amministrazione? Certo, io devo dire che sia gli assessori avuti in precedenza che queste nuove nomine sono veramente delle persone che sono adoperate in passato e continueranno ad adoperarsi instancabilmente per questa comunità. Io arrivo qua a qualsiasi ora e trovo sempre gli assessori al lavoro, veramente in modo instancabile, infaticabile, con dedizione, con amore per il proprio paese, non solo per avere un ruolo, ma questo ruolo loro veramente lo esercitano per il bene di questa comunità, con amore, perché deve essere fatto con amore questo lavoro, se lavoro si può chiamare, perché se non c'è vocazione per la politica, una vera dedizione per la politica, non si può fare una buona e sana politica. E quello che noi stiamo facendo oggi è sana, buona politica. Tra gli impegni, insomma, l'ambiente è una delega molto importante in questo periodo, specialmente, diciamo, per i rifiuti. Palma recentemente ha avuto dei grossi problemi, si dovrà partire con la differenziata, quindi, diciamo, una delega grossa. Senz'altro, senz'altro. Diciamo che questa dei rifiuti è stata veramente un cancro per la società, lo possiamo definire così, per la società palmese, ma non solo. Se noi guardiamo i paesi limitrofi e circostanti, noi sappiamo quanto gravoso sia questo problema. E noi già nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo portato e approvato il nuovo piano di rifiuti. Nel precedente Consiglio avevamo già avuto un abbassamento della tariffa
della Tari del 7,37%, quindi già piccoli passi che si vanno facendo sia a favore del cittadino perché venga a pagare meno, sia per una differenziata che presto verrà messa in pratica, in atto in questo Paese, e quindi con la differenziata avremo ancora un maggior risparmio, il cittadino verrà a risparmiare ancora di più e penso sia anche incentivato, motivato a farlo, anche se lì occorre anche una buona opera di sensibilizzazione, un buon lavoro di sensibilizzazione che non mancherà a noi, un po' a tutti, a farlo. Ci sarà l'approvazione del bilancio, quindi un altro passo importante, no? Certo, perché il bilancio noi sappiamo bene, da lì dipende tutto, diciamo, l'economia del nostro Paese, potremmo spendere qualcosa in più a favore del nostro Paese e senza bilancio noi sappiamo bene che tutto ciò non è possibile, quindi con l'approvazione, con il bilancio noi potremo ancora fare di più per le zone di Marina di Palma, per il turismo, per tutto ciò che comporta uno sviluppo. Che è quello a cui noi tendiamo e vogliamo fortemente, perché noi se siamo qui è proprio per questo, e io come Presidente del Consiglio mi sento di rappresentare tutto il Consiglio Comunale, tutto il popolo palmese, perché il Consiglio Comunale è proprio il Senato del popolo. Assessore, si parlava di turismo di estate, ecco, so che il Sindaco poco fa diceva che lei sta organizzando tante iniziative non solo per luglio ed agosto ma anche per le feste di settembre, se ci anticipa qualcosa? Sì, sto delineando già quello che sarà il programma della festa di settembre, dei festeggiamenti laici della Madonna del Santissimo Rosario. Diciamo che siamo attualmente senza bilancio, quindi preferirei prendere un impegno serio e concreto in questo senso prima di annunciarlo alla città, però il programma è già stilato, si è potuto realizzare anche grazie ai vari comitati, le varie associazioni che esistono a Palma di Montechiaro, operano in maniera instancabile, con dedizione e con amore verso la propria città, e quindi in questo senso noi daremo loro il supporto minimo a livello di servizi che possiamo rendere, ma senza la spesa di grosse cifre, e in questo modo si riuscirà tutti assieme a realizzare qualche attività anche durante l'estate, come aveva anticipato il Sindaco, sia nella frazione di Manica Giotta sia a Marina di Palma, in modo da consentire a due diverse comunità di poter scegliere in questo senso la serata che più magari aggrada le loro esigenze, in questo senso, anche per una questione di comodità. Quindi non stiamo dimenticando nessuno, prima di annunciare questi eventi, alcuni possiamo già farlo, saranno lo street food a Marina di Palma, il Memorial Lenquanda. Ma prima di sbilanciarmi ancora, ecco, ci tengo a prendere questo impegno serio a livello finanziario anche. Ecco, ora conosciamo il vice sindaco, neo vice sindaco da 2 mesi, non è di Palma ma ha messo radici a Palma. Ecco, un consuntivo, un breve sunto della sua presenza qui a Palma, di ciò che è stato e cosa potrà fare alla luce anche di questa esperienza. Un breve sunto. Io prima di fare i sunti vorrei ringraziare l'assessore Saccomando che ha prestato in maniera instancabile il servizio per questa comunità, nonché fare gli auguri all'ingegner Cottitto che si insedia ora e l'aspetta una grande sfida, come dicevamo, che abbiamo detto e ridetto, del far partire la differenziata a Palma. Breve sunto, devo dire che in 2 mesi carne al fuoco, come si dice volgarmente, ce n'è tanta, perché le mie deleghe riguardano l'urbanistica, riguardano il patrimonio, riguardano i servizi cimiteriali, la polizia municipale, quindi tutte attività pesanti, attività importanti. Quello che abbiamo fatto con Marina di Palma, l'ausilio della polizia municipale, è stato istituito il senso unico, è stata deliberata la ZTL, quindi cercare di migliorare quella che è la vivibilità dell'ambiente turistico, ma anche la vivibilità proprio rispondendo e rispettando quelli che sono i dettami del codice della strada,
che tra i suoi motivi principali, principi fondanti, c'è quello della riduzione degli effetti dell'inquinamento. A livello invece patrimonio urbanistico ha già anticipato il sindaco, l'ingegnere Castellino, quando ha detto che si stanno richiedendo i canoni sine titolo. Ci stiamo muovendo finalmente per avere il piano regolatore, la revisione al piano regolatore nella città di Palma di Montechiaro. Invece i servizi cimiteriali, con l'approvazione del bilancio, che è quello che ci paralizza un po' tutti, dovrebbe partire l'allargamento del cimitero e quindi risolvere anche là un problema annoso, perché la vita è l'aspetto a cui tutti siamo contenti, ma l'altra faccia della stessa medaglia è l'aspetto morto che dobbiamo disciplinare e regolare. Chiamate in causa Dulcis in fundo, chiamate in causa da tutti i suoi colleghi, tutti aspettano questo bilancio, quindi l'assessore Fiaccabrino ci darà le ultime novità. No, le ultime novità sono che comunque in settimana speriamo di deliberare sia il rendiconto che il bilancio e così esaudire i desideri degli assessori con le deleghe belle. Che bilancio sarà? Ci può anticipare qualcosa magari da un punto di vista più che tecnico, pratico, di ciò che i cittadini, diciamo, alla fine risparmieranno, dovranno pagare qualcosa? Il sindaco anticipava questa nuova tassa pure? Allora, io da un lato mi sento di sensibilizzare i cittadini perché l'entrata maggiore ovviamente provengono dai tributi, sono poi quelli che riescono ad allineare e quindi far quadrare i conti di bilancio, quindi le uscite e quindi tutto quello che poi permette di far qualcosa per il popolo. Mi sento di sensibilizzare al fine che paghino quello di cui ogni giorno effettivamente usufruiscono, quindi l'acqua, l'immondizia e il canone sine titoli, che sarà una nuova entrata, che purtroppo sì sono delle spese che devono sorreggere, però per avere dei servizi ovviamente è necessario avere un costo. Spesso lo abbiamo visto in altri comuni, parte la differenziata, però gli evasori sono tanti, anche lì bisogna scovarli così come hanno fatto altri comuni. In questo senso avete pensato a qualcosa in particolare? Allora pensiamo di intervenire con delle telecamere in modo tale che punendone qualcuno poi tutti gli altri si allineano. Questa è la nostra, diciamo, linea di pensiero, in modo tale che gli altri, per evitare di farsi frazionare, riescano effettivamente ad entrare nell'idea che per raggiungere grandi obiettivi dobbiamo entrare in campo tutti in modo attivo.